Alice, Giada, Anni? 40, 34, ricevente. donatrice effettiva. Io mi ero iscritta ad ADMO tanti anni, molti anni prima, e però nel 2018 mi hanno diagnosticato la leucemia e quindi sono passata automaticamente dall'altra parte. E diciamo che è stata un po' difficile all'inizio, però fortunatamente ho trovato un super donatore, un ragazzo di 19 anni che mi ha salvato la vita. Un ragazzo che tu non hai conosciuto ma sai qualcosa di lui, vero? Sì, per sbaglio abbiamo scoperto, guardando la foto della sacca, che aveva appunto 19 anni al tempo ed è tuttora israeliano. Si pensa a lui in questo momento così difficile per il suo paese? Sì, difatti un po' mi spaventa perché ho paura di... Sì, vorrei che stesse bene e che non ci fossero problemi, che tutte le guerre in generale finissero, perché bisogna dedicarsi alle persone che soffrono, ma in generale proprio a tutte le persone. E invece qual è la tua esperienza da donatrice? Allora, io ho conosciuto Avis, Admo e Aido a scuola negli incontri che si fanno con le scuole superiori, e dopo in realtà ho aspettato un po' a iscrivermi, ci ho pensato bene. Un giorno ero in attesa alle casse dell'ospedale e ho deciso di investire questo tempo nella tipizzazione, quindi mi sono tipizzata a maggio 2016 e poi sono stata chiamata a donare a luglio 2016, poi ho donato effettivamente ad agosto. Senti, tu sei una delle paurose, Sì. Ti stavo ascoltando con interesse. Però questa paura si supera. Io sono terrorizzata dagli aghi, non ne ho mai visto uno, non voglio vederli, non voglio sentirne parlare, però la parte razionale di me ha prevalso, quindi ho deciso di andare oltre e infatti anche il giorno della donazione io ho detto alla persona che mi accompagnava: se dovessi andare nel panico, svenire qualsiasi cosa, voi andate avanti, non vi preoccupate, continuate a fare quello che dovete fare, e che è più importante chiaramente quello che sto facendo piuttosto che una paura che prima o poi supererò. Senti, ripercussioni dopo la donazione ce ne sono No, state? nessuna, assolutamente, non negative quantomeno, tutte positive, tutte belle, un sacco di esperienze. Poi ho cominciato a fare la volontaria in giornate come questa, nelle scuole, negli eventi, eccetera, quindi solo cose belle. Sta bene la persona a cui tu hai donato? Sta bene, mi ha scritto una lettera che sta bene, è sano, e quindi insomma siamo tutti contenti. La tua esperienza, ecco, da questo punto di vista ovviamente ti arricchisce tantissimo, Sì. E anche tu hai cominciato a raccontarla in giro. Certo, sì, all'inizio è stata un po' difficile perché d'altronde devi parlare della paura che hai avuto e della sofferenza che hai subito naturalmente. Però in realtà per me è stato un esorcizzare la malattia. E quindi il fatto di raccontarlo ai giovani è sempre, cioè, mi spinge sempre di più a non fermarmi, a cercare di catturarli tutti e di fargli capire che in realtà non è così spaventoso. È più difficile spiegarlo che in realtà farlo. E poi si conoscono tantissimi donatori e io ho un motto: non conoscerò mai l'identità vera e propria del mio donatore, ma per me anche Giada è la mia donatrice, perché ha salvato una vita che poteva essere la mia.